Parate all'aeroporto di Venezia ieri sera 3 dei 4 componenti della banda croata responsabile del colpo del secolo a Palazzo Ducale, fra loro anche la mente del gruppo, destinazione carcere. Autonomia del Veneto, oggi la bozza dell'intesa in Consiglio dei Ministri, l'ora della verità per il via libera che ieri Zaia ha definito storico. Camorra Nord-Est vuole difendersi davanti ai magistrati di Trieste, il 53enne di Resana arrestato nel blitz anti-Casalesi che ieri ha scelto di non parlare davanti ai giudici di Treviso, oggi invece l'interrogatorio del broker di Portogruaro. I 40 anni di Antenna 3, ieri il riconoscimento della città di Treviso, la nostra emittente, nelle mani dell'editore Filippo Iannakopoulos che ha detto continueremo ad essere al servizio dei cittadini. 3 giovani clandestini afghani scoperti nel rimorchio di un camion in un'azienda di San Stino di Livenza, un viaggio durato settimane in condizioni critiche. Natale all'ULSS 6 Euganea particolarmente solidale, 147 dipendenti hanno donato 377 giorni di ferie accumulati a 2 colleghi con figli malati. Progetto ambientale della Regione del Veneto che distribuisce un quaderno in carta riciclata in tutte le scuole primarie, obiettivo sostenere i boschi devastati della montagna bellunese. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con le immagini dell'arrivo della banda di gran parte, 3/4 della banda del colpo del secolo a Palazzo Ducale, atterrati ieri sera all'aeroporto Marco Polo di Tessera, ovviamente ad attenderli la polizia per portarli in carcere. Allora ci racconta queste ore e questi momenti all'aeroporto di Tessera la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, sono atterrati all'aeroporto di Tessera 3 dei 4 croati responsabili del colpo a Palazzo Ducale lo scorso 3 gennaio. Tra di loro c'è anche Vinko Tomic, considerato la mente del furto. Terminate le procedure di estradizione, poi i criminali sono stati messi a bordo di un aereo e sono tornati in Italia, appunto come si vede nelle immagini, a disposizione dell'autorità giudiziaria proprio ieri sera. Il quarto dovrebbe invece arrivare nei prossimi giorni. Ricordiamo che è stata un'indagine molto delicata, ci sono voluti oltre 10 mesi per arrivare a catturare i responsabili individuati a novembre dalla polizia croata in collaborazione con quella italiana. 5 in tutto le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, di cui 4 croati e un serbo. Una banda specializzata che aveva agito con abilità e spregiudicatezza, entrando in azione in un luogo che era super controllato. Erano in 3 all'interno di Palazzo Ducale e tra l'altro era la terza volta che provavano nel giro di pochi giorni a commettere questo furto. Una volta presi i gioielli si sono allontanati velocemente e hanno raggiunto Piazzale Roma, dove altri 2 li attendevano in auto pronti alla fuga. Infatti sono rimasti pochissimo in territorio italiano. Subito da Venezia si erano diretti infatti verso il confine guidando fino alla Croazia senza incontrare alcun ostacolo. Anche la fase degli arresti a novembre era stata piuttosto rocambolesca. Ricordiamo che il serbo Malenovic, 54enne, si era guadagnato la libertà in qualche modo eludendo la polizia e riuscendo a scappare dalla Croazia. Una volta oltre confine però era stato preso nuovamente, questa volta dalla polizia serba. Al momento quindi risulta sotto custodia, ma ci sono delle complicazioni sulla sua riconsegna legate agli accordi di cooperazione tra stati. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo per parlare invece dell'autonomia del Veneto, perché oggi la bozza dell'intesa approda in Consiglio dei Ministri, una data che, dice Zaia, dovrà essere per forza di cose storica, con il passaggio delle competenze, delle risorse da Roma a Venezia, che dovrà essere poi vagliato ovviamente alle Camere, ma il primo passo davvero concreto potrebbe esserci oggi. Sentiamo. Potrebbe rimanere nella storia del Veneto la data di oggi. A Palazzo Chigi si riunisce il Consiglio dei Ministri, dove la referente per gli affari regionali Erika Stefani presenterà la bozza sull'intesa di autonomia per Lombardia e Veneto. E in molti parlano già di resa dei conti tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti è chiaro il segnale ai 4 ministri grillini. È una questione di esistenza del governo stesso. Come noi votiamo il reddito di cittadinanza, da loro ci aspettiamo che votino questa norma. Poi entro l'anno ci sarà il primo passo per le regioni che hanno fatto richiesta, con la firma dell'intesa tra il Premier Conte e i 2 governatori.
Insomma, si chiude entro Capodanno. Una svolta storica per il governatore Luca Zaia, per una riforma a costo zero con il trasferimento della spesa storica delle 23 materie concorrenti dai ministeri alle regioni. Ma per la prima volta si stabilisce anche il principio della compartecipazione per il gettito dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA dalle regioni, che potranno trattenere direttamente le risorse per i loro servizi senza battere cassa a Roma. Privilegio riservato fino ad oggi alle 5 province e regioni a statuto speciale, anche se con modalità diverse, ovvero Bolzano, Trieste, Aosta, la Sardegna e la Sicilia. E ora torniamo a parlare dell'inchiesta della Procura Antimafia di Trieste, che nei giorni scorsi ha scoperchiato il sistema di minacce ed estorsioni a imprenditori per favorire il clan camorristico dei casalesi. Ieri l'interrogatorio di Salvatore Iozzino, il 56enne campano trapiantato a Resana, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è valso della facoltà di non rispondere Salvatore Iozzino, il 56enne campano trapiantato a Resana, accusato di associazione di stampo mafioso nell'inchiesta sui ricatti dei clan dei casalesi nel nord-est. Ieri è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Gianluigi Zulian nel carcere di Santabona, assistito dal suo legale, l'avvocato Massimo Bissi. Iozzino compare in diversi punti del dossier di 5.000 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Trieste, in particolare su una sua presenza ad un incontro tra emissari del gruppo mafioso ed alcuni imprenditori veneti, minacciati per aver bloccato con le loro denunce un giro valutato in oltre 12 milioni di euro di soldi che la malavita voleva riciclare con diverse operazioni in Nord Italia. Iozzino ha deciso di non parlare davanti al giudice trevigiano non perché non avesse argomenti per controbattere l'accusa, fa sapere il suo legale. La scelta, spiega Bissi, è determinata dal fatto che, seppur una figura autorevole, il GIP di Treviso avrebbe dovuto interrogare per rogatoria il mio assistito. Noi preferiamo invece rispondere direttamente ai giudici e ai pubblici ministeri di Trieste, che hanno coordinato le indagini della direzione investigativa antimafia. Iozzino è pronto a dare tutti i chiarimenti necessari. In queste ore invece l'interrogatorio di garanzia per Gaiatto, il broker di Portoguaro, nel quale è partita peraltro l'inchiesta della Procura di Trieste. Adesso invece parliamo di Antenna 3, parliamo della consegna di ieri del riconoscimento della città di Treviso per i 40 anni di Antenna 3, l'avete seguita nella diretta che abbiamo proposto dalle 13 alle 14 di ieri, subito dopo il nostro telegiornale, momenti di grande emozione evidentemente. Il premio che è stato consegnato dal primo cittadino nelle mani dell'editore Filippo Iannakopoulos, che ha parlato ovviamente di Antenna 3, del futuro di Antenna 3 e del gruppo Media Nord-Est. Allora sentiamo le sue parole, lo scopo, insomma gli obiettivi della nostra emittente in questi giorni in cui si festeggiano i 40 anni. Sentiamo le parole. Io ho 42 anni e Antenna 3 ne ha 40. Quindi significa sostanzialmente che io sono l'ultimo passetto di una storia che è sempre stata legata a doppio filo alla città di Treviso, al Veneto, al nord-est, una storia che è stata fatta soprattutto da persone, ma da tante persone che si sono seguite negli anni. Bisogna assolutamente dire che questo premio, questa riconoscenza, questo radicamento della città di Treviso poggia sulle spalle di tutte le persone che hanno costruito il marchio Antenna 3, soprattutto a tutti i dipendenti di Antenna 3, del nostro network Media Nord-Est. Ormai ne abbiamo più di 100, compresi e divisi in 6 sedi, ma quando parliamo di Antenna 3, di tutti quelli che hanno contribuito a far nascere e crescere la perla del nostro palinsesto, che è il telegiornale, soprattutto quello di Treviso, che vi ricordo come share batte anche i canali RAI durante quindi è un unicum a livello nazionale Antenna 3. Mi viene da fare un ringraziamento a tutti i direttori che si sono susseguiti, ma da ultimo uno particolare anche a Tiziana Bolognani, che aveva traghettato sostanzialmente nel periodo più difficile Antenna 3, a tutta la gente che lì si è tagliata lo stipendio, sostanzialmente ha accettato le condizioni di lavoro difficili in quegli anni dove non c'erano risorse purtroppo, e poi alla fine, quando siamo entrati noi, abbiamo fatto questa operazione industriale che ha portato alla creazione di un network, che è il network Media Nord-Est, che ha sfruttato economie di scala, che è il primo network nel Nord-Est di gran lunga per ascolti, per numero di dipendenti, per sedi, per edizioni di telegiornale, e abbiamo dato una solidità, e quindi di nuovo al direttore Baccialli, al vice direttore, tra l'altro freschissimo di nomina, Ferdinando Avarino. Quindi è un grazie che si estende a tutti i protagonisti
reali di questa televisione che è viva solo se poggia sulle persone. L'impegno che mi prendo io dal punto di vista editoriale di dire che per i prossimi 100 anni Antenna 3 sarà a servizio della cosa più importante che abbiamo, cioè il cittadino. Queste le parole dunque dell'editore del gruppo Media Nord-Est e quindi anche di Antenna 3, Filippo Yiannakopoulos. 40 anni di storia che stiamo celebrando ovviamente in questi giorni, perché è cascato proprio il 18 dicembre, anniversario ufficiale dell'inizio della programmazione di Antenna 3, ma che continuiamo ovviamente a celebrare e a raccontare nei prossimi mesi. Lo facciamo ogni venerdì sera e questa sera ritorna allora l'appuntamento alle 21:15 con 40 e quindi il viaggio del nostro Lucio Zanato nella storia di Antenna 3. La prima puntata la settimana scorsa, oggi la seconda tappa di questo lungo viaggio che ci accompagnerà in questo anno proprio per parlare della storia di Antenna 3, i volti, le storie piccole e grandi insomma, che hanno fatto la nostra emittente. Allora questa sera dalle 21:15, 40 ritorna l'appuntamento, ovviamente da non perdere. Adesso torniamo a parlare di cronaca e torniamo nel veneziano, ancora un viaggio drammatico, incredibile, di clandestini nascosti nel rimorchio di un camion per settimane. La scoperta a San Stino di Livenza, da dove ci racconta questa vicenda la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno, e come avete detto da studio, ieri mattina attorno alle 9, 3 giovani cittadini afghani sono stati trovati all'interno del rimorchio di un camion proveniente dalla Serbia e diretto a San Stino di Livenza. Il tir trasportava scarti ferrosi destinati alla Comet Fer, l'azienda di riciclaggio e stoccaggio di rifiuti ferrosi. Ad accorgersi della presenza dei 3 immigrati clandestini di età compresa fra i 20 e i 24 anni è stato un dipendente dell'azienda che ha avvisato i titolari e quest'ultimi i carabinieri di San Stino. I 3 ragazzi stremati dal viaggio sono stati visitati dal personale del 118 che li ha trovati comunque in buone condizioni di salute. È tutto per il momento, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani, una veloce lettura dal sito del Gazzettino Online per una notizia di cronaca che viene da Belluno e purtroppo ancora una volta è una storia che riguarda la ludopatia. Mi hanno rapinato ma si era giocato tutto l'incasso alle slot, una storia che viene dal bellunese. Il venditore avrebbe simulato di essere stato rapinato dell'incasso della ditta per cui lavorava, ma se l'era giocato alle slot. Un 48enne residente in provincia di Monza Brianza è stato smascherato dai carabinieri del Norm di Feltre, che lo hanno denunciato per simulazione di reato. Purtroppo storie che si ripetono queste e che riguardano ovviamente la piaga della ludopatia. Come si ripetono purtroppo gli incidenti. Un incidente fortunatamente poteva avere davvero conseguenze più gravi, quello avvenuto dopo la mezzanotte a San Vito di Altivole, dove un 30enne di Pederobba alla guida della sua auto ha perso il controllo della vettura, forse anche a causa della nebbia, ed è finito contro la stazione di pompaggio metano che si trovava sulla strada e fortunatamente non c'è stata perdita di gas metano. Il lavoro dei vigili del fuoco di Castelfranco è stato quello di mettere in sicurezza ovviamente i luoghi e aiutare il suo 118 al recupero del ferito, sul posto anche la polizia stradale di Treviso. Adesso una storia invece che viene da Padova e che riguarda un po' il Natale, con 47 dipendenti dell'ULSS 6 Euganea, 147 scusate, dipendenti dell'ULSS 6 di Euganea, che hanno donato un monte di 2.555 ore complessive, cioè circa 377 giorni di ferie accumulate. Le hanno donate a 2 colleghi che hanno un figlio malato ciascuno, bisognose di cure continuative. Un regalo che ovviamente rientra nella normativa vigente in materia di ferie solidali finalizzate all'assistenza di figli minori in particolare condizioni di salute e che quindi necessitano di cure costanti. Ovviamente il plauso della direzione dell'ULSS 6 Euganea è arrivata a questi dipendenti che hanno dovuto davvero voluto regalare queste loro ferie per i loro colleghi più sfortunati. E intanto invece a livello di solidarietà, o meglio di riconoscimento, di aiuto per la montagna devastata, un progetto ambientale che viene dalla Regione Veneto. Sentite.
225.000 quaderni in carta riciclata distribuiti in tutte le scuole elementari della regione per sostenere il recupero del patrimonio boschivo del Veneto dopo la grande tempesta di fine ottobre che ha colpito le zone montane. I quadernoni a quadretti, realizzati rispettando l'ambiente, saranno utilizzati per le normali attività scolastiche dei ragazzi, ma daranno a tutti uno spunto di riflessione. Avranno questo quaderno su cui poter riflettere, su cui fare un po' di educazione ambientale, sapere che il nostro Veneto è in ginocchio, però viene ricostruito da ciascuno di noi. Tutte le scuole primarie del Veneto avranno questo bellissimo quaderno di riflessione. Il quadernone riproduce in copertina un fumetto sulla rinascita dei boschi feriti dal disastro ambientale e nelle ultime 2 pagine invita gli alunni ad esprimere attraverso un disegno, un testo, una poesia il proprio pensiero sul tema della fragilità ambientale, dei cambiamenti climatici e della tutela della natura e del suo patrimonio. La metafora di raccontare attraverso un quaderno e quindi distribuirlo attraverso le scuole primarie, dalla prima alle quinte elementari, è quella proprio di dare il messaggio ai bambini e ai giovani che in fondo anche da un disastro si può ricostruire. Il bosco è una metafora, le radici, il territorio. Alla fine del progetto quello che i bambini avranno elaborato sarà valutato da una giuria di esperti che selezionerà e premierà i lavori più meritevoli. Ai bambini di oggi con questo progetto affidiamo insomma simbolicamente il bosco di domani. Pochissimi istanti di pubblicità, poi ancora la prima edizione del nostro telegiornale. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. C'era un po' di apprensione per la gestione della sicurezza nell'area preposta per il concerto di Bob Sinclair di ieri a Padova. È andato tutto liscio, allora vediamo com'è andata. DJ set di alto livello e pure gratis per 15.000 fan di Bob Sinclair, il DJ e compositore dei più famosi brani dance degli ultimi anni. L'evento si è svolto in piazza Garibaldi, ma il pubblico ha occupato anche il listone fino a piazza Cavour e via Emanuele Filiberto. Tutto è filato liscio per l'organizzazione, ma soprattutto per la sicurezza, dettaglio per il quale forze dell'ordine e Comune di Padova hanno lavorato per settimane e giovedì sera con controlli minuziosi. Proprio questi, riservati ai 3.500 spettatori che avevano accesso sotto il palco, hanno fatto tardare di qualche minuto lo show partito alle 22. Presenti il sindaco Giordani e alcuni assessori e consiglieri comunali. Qualche lamentela sui social sulla scelta per un evento di così grande seguito di piazza Garibaldi, location che avrebbe di fatto bloccato il centro storico, e sul costo dell'evento, pari a 120.000 euro. Ancora la cronaca, torniamo sul torniamo su internet, andiamo al sito di Venezia Today. Overdosi in casa, salvato dai carabinieri, l'intervento dei carabinieri in via Torre Belfredo a Mestre, dove si trovava un uomo che era di 46 anni in preda a un'overdose da eroina. Purtroppo non è il primo caso ovviamente nella città che ha vissuto momenti drammatici negli ultimi mesi. L'intervento dei carabinieri è stato provvidenziale per riuscire a salvarlo, riportarlo, diciamo così, in vita. Adesso cambiamo decisamente argomento, perché dalla cronaca passiamo al nostro viaggio tra i presepi del Veneto, che ci porta nella Marca Trevigiana a vedere la natività di Giuseppe Merlo di Montebelluna. È una tradizione ormai che dura da anni e quest'anno ci sono diversi degli anni passati, è un po' più grande, più lavorato, più impegnato. Tutto in legno, montagne in legno, pianura, dopo c'è la fattoria con gli animali, il campo e montagne diverse, che rappresenta come la nostra pianura e montagne, le nostre zone qui nel Veneto, qui insomma. Quando si può vedere il suo presepe? Il mio presepe si può vedere sabato, di solito sabato e domenica, giorni festivi, e tutto il mese di gennaio. Si trova a Montebelluna, in via San Andrea, numero 37, a 1 chilometro dall'ospedale vecchio. Auguro a tutti i telespettatori un buon Natale e un felice anno nuovo.
Allora segnalateci, continuate a segnalarci, sono talmente veramente molti presepi che ci state segnalando, ma continuate a farlo. Redazione @antena3.it, come sapete, se volete scrivere una mail, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per video e foto, meglio ovviamente i video. Siamo in chiusura, vi ricordo, fra pochissimo ore 13 per parlare di fatturazione elettronica, quindi un tema molto importante che riguarda le imprese che da gennaio avranno a che fare con la fatturazione elettronica, quindi chi vuole informarsi su questo non perda la puntata delle 13 fra pochissimo. Questa sera alle 20:10 parleremo un po' di Treviso, della politica, ma non solo, con Giancarlo Iannicelli, presidente del Consiglio Comunale di Treviso, e Nicolò Rocco del Partito Democratico. Siamo in chiusura, dicevamo, allora vi lasciamo, visto che parliamo di Treviso, con il video che vi proponiamo in esclusiva, in anteprima, il video realizzato proprio dal comune di Treviso sulla accensione, sulla preparazione del Natale a Treviso, con l'accensione dell'albero e la grande festa. Allora ci lasciamo con queste immagini e vi lascio alle previsioni del tempo con queste splendide immagini del Natale che si accende a Treviso. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Giornata piuttosto grigia sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di venerdì 21 dicembre. Sul Veneto al mattino avremo nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure e sulle vallate, spesso fitte e persistenti anche per tutto l'arco della giornata, senza precipitazioni degne di nota. Sarà più soleggiato invece sui settori montuosi. Temperature fredde con minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 2 e 3 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà in prevalenza grigio e coperto a causa della presenza di nebbie, anche fitte, possibili un po' su tutti i settori e talvolta anche resistenti durante la giornata. Temperature minime tra -1 e 6 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si risolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -4 e 0 gradi. Massime comprese invece tra 3 e 7 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.